Rotaliana Web Ball, eccellenza under 15. Palla in mano, tic tac, si alza il coro, si fa la storia. Hey! Mattia Angelo, ritmo in mano, finta sul ferro, basso e piano. Scarico fuori, legge il campo, fa girare tutti come un tango. C'è la capitano, petto in fuori, stringe i denti, nei giorni duri, chiama lo schema, alza i giri. Se cade uno lo rialza, niente scuse né sospiri. Dalton spara, rete che brucia, ogni tiro pesa come una croce. Stop and pop, la difesa in crisi, Segnetti guarda, sorriso che uccide. C'è Carli Muro, linea chiusa, mani veloci, palla è sua, scivola basso, non lo salti, dietro di lui il canestro e sigilli a Lucchetti. Wow! Rotaliana. Benvenuti a Treviso, 11ª giornata di ritorno, campionato Under 15 Eccellenza. Di fronte a questa tarda mattinata, Nutribull e Treviso contro Rotaliana Basket, l'unica partita in cui Rotaliana si è tolta la soddisfazione della vittoria. Scontro fra le cenerentole di questo campionato, si fa per dire, ovviamente. Rotaliana ultima con una vittoria, Treviso penultima con 5 vittorie. Mancano 3 giornate alla fine del campionato, è l'ultima grande trasferta di Rotaliana Basket in questa avventura del campionato Under 15 Eccellenza. 3 minuti e 30 la palla 2. Vi lascio con un po' di nostri sponsor. Ci sentiamo dopo. Yeah, yeah, yeah. 40k ogni giorno frate, zaino in spalla, scarpe al nodo, Rotaliana, scritto in testa, sto sognando a palle in moto. 14 anni, zero scuse, bus delle 7, mani chiuse, quarto playmaker, apro le chiuse, vedo corridoi dove gli altri vedo mura diffuse. Campo freddo, palleggio sul gelo, linee sul parquet, tipo mappa del cielo. Coach che urla, usa il cervello, io rispondo con un pass, tutto il palazzetto in duello. Maglia larga, cuore stretto, tabellone rotto ma mira perfetta. Compagni che corrono di fretta, io rallento il tempo, tripla in testa. Playmaker in Rotaliana, ogni azione sembra un film, una trama. 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in Rotaliana, se cade la mano rialzo l'anima. Elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma. Quest'anno elite, altro ritmo, corpi più grossi, fischio più fitto. Mani in faccia, contatto stretto, mi mandano a terra, mi rialzo zitto. Tabellone dice troppi errori, io ci leggo nuovi colori. Sanguino ginocchia, bruciano i polmoni, ma sento crescere muscoli e decisioni. Ultimi 2, siamo sotto di 3, tutti han paura, la palla è da me. Finta di penetrazione, li porto giù nel grafico. Scarico nell'angolo, swish, boato magico. Magari non segno io, ma creo il varco. Vedo linee invisibili, è come un parco dove il sogno corre forte, oltre il voto in pagella. Ogni giocata è promessa, tenuta una stella. Playmaker in Rotaliana, ogni azione sembra un film, una trama. 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in Rotaliana, se cade la mano rialzo l'anima. Elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma. Mamma dice torna presto, io rispondo ancora un gesto. Un assist, un taglio, un arresto. Qui capisco chi sono davvero, non per scherzo. Quando il pullman corre al buio guardo fuori, i fari fan canestro sui rumori. Penso alle partite più dure, ai dolori, e sorrido perché so che sono miei quei sudori. Bene, tutto pronto per la palla 2, 25 secondi all'ingresso in campo delle squadre. Abbiamo al controllo dei punti Fausto Dal Monego,
Vediamo se in collaborazione con Ardicela. Speriamo funzioni tutto. Vediamo il quintetto che schiererà Riccardo Magnocavallo e Andrea D'Avoglio per questa partita. Come dicevamo prima, mancano 3 giornate alla fine di questo campionato. Schiera il capitano col numero 28 Andrea Cela, Jacopo Carli col numero 8, col numero 82 Andrea Dalmonego, col numero 26 Ziller Giulio e col numero 58 Alessandro De Pretto. Come potete vedere nella grafica in sovraimpressione. Coach Menegon Marco per Nutribullet invece schiera col numero 10 Morrison, col numero 5 Paccioselli, col numero 6 Vigneri, col numero 16 15 Rizzato. Intanto si comincia. In attacco Treviso che con qualche difficoltà fa girare la palla, buona la difesa di Rotagliana, va dentro in mezzo, poi ributta fuori virata, scarico fuori per la tripla, pelo lunga, tira giù il rimbalzo, però Treviso fa girare la palla sul perimetro, rischia l'infrazione di passi, Cappellato mette i primi 2 punti per Treviso. D'altra parte Dalmonego subito a puntare il canestro, poi fuori per Cela che trova lo spazio, perde un attimo la maniglia ma riesce a controllare il pallone e depositare 2 punti. Pareggio, De Pretto riesce per un attimo a prendere il possesso del pallone sulla rimessa di Treviso, in qualche modo riesce ad andare da Cappellato che prova a prendersi lui la responsabilità dell'attacco in questi primi minuti di Rotagliana Treviso. Prova il lancio Cela, viene aiutato, intercettato, poi Ziller lo porta a destinazione, poi prende il centro, prova a spaziarsi indietro Ziller, non riesce col tiro a trovare il fondo della retina, un pelo corto il suo tiro. Dall'altra parte penetra Treviso, Ziller, Carli si deve fermare, ben chiuso, fuori per Cela che la prova da 3, non prende il ferro. Buono l'inizio di entrambe le 2 squadre, un po' contratte in attacco a cercare delle conclusioni talvolta forzate o comunque non la migliore che potevano scegliere. Intanto dall'altra parte prova ad andare dentro, viene fermato da Dalmonego che subisce un colpo. Dalmonego è a terra, ha subito un colpo al volto, speriamo nulla di grave per Dalmonego. Non sembra comunque una cosa leggera per il nostro Dalton Dalmonego, speriamo nulla di grave. Il colpo subito credo sia stato abbastanza forte. Nel naso. È pronto Torrisi a sostituire uno sfortunato Dalton. Speriamo possa riprendere la gara. Tanto la palla era di Rotagliana, stava manovrando Cela che prende il pallone, chiede a gran voce ai compagni di farsi vedere, si fa vedere Jacopo, perde un attimo la maniglia, poi la ridà fuori a Cela,
virata, prova ad andare dentro con caparbietà. Torrisi pensa al tiro, poi fuori per Carli, si spazia, tira, secondo ferro, ancora viva, torna dentro Carli, viene ben chiuso, cerca un passaggio, Ziller, Carli, ancora in manovra, Torrisi, prende il ferro, ottima difesa di Treviso in questa azione, ha chiuso tutti gli spazi ai ragazzi di Rotagliana che pur riuscendo a muovere la palla fa una banale persa per infrazione di campo. Intanto cambi per coach Menegone, esce Morrison, entra il numero 8 Rossetto, Torrisi viene a prendere l'alta Carli che prova a trovare il canestro, lungo il suo appoggio al ferro, controlla il pallone Treviso, prova ad andare dentro, scarica nell'angolo, tripla, è un airball, poi sul rimbalzo non trova il fondo della retina, non prende neanche il ferro in verità. Carli un'esitazione, poi trova la corrente Torrisi che prende il centro, poi la dà a De Pretto che sul suo rimbalzo niente, non vuole entrare, peccato. Squadre bloccate sul 2-2 dopo 6 minuti e 31. Tanto Treviso prende il fondo, scarica in angolo, prova da 3. Sfortunato, ma prende il rimbalzo. Rizzato, ne appoggia 2. Smuove il punteggio, Rizzato 4-2 per Treviso. Torrisi finta, va dentro e riporta in parità la partita. 4-4, 6 minuti da giocare in questo primo quarto. Manovra Cappellato, sicuramente nella partita d'andata il più interessante giocatore di Treviso. Si lamenta Carli dell'aiuto col braccio da parte di Cappellato. Si lamenta di troppe sbracciate, della trattenuta subita. Fatto sta che va in lunetta con 2 liberi. Mentre segna il primo, intanto si prepara sul cubo dei cambi Mattia Angelo Nuresi. Vediamo che in panchina Dal Monego non sembra soffrire del colpo subito. Sbaglia il secondo, quindi 5-4 Treviso, si riparte. Ziller subisce fallo da Cappellato. Un fallo a testa. Esce De Pretto, entra Nuresi. Si fa subito vedere il playmaker di Rotagliana per impostare lui l'azione, dettare i tempi di questo attacco. Viene a prendere la Cela, trova uno spazio, subisce fallo mentre sta tirando. Cela andrà in lunetta con 2 liberi. Si iniziano a alzare i colpi in difesa. 5-4, 5-36 da giocare. Cela in lunetta col primo libero. Realizzato. Morbido il tiro di Cela che viene accolto dal ferro. Intanto buone notizie, sul cubo dei campi si è presentato Dal Monego. Morbido anche il secondo, ma non entra, quindi 5-5. E corre il campo Treviso fino in fondo. Buona la difesa, ma non sufficiente per evitare il canestro. Nuresi scivola. Infrazione di 8 secondi. Esce Carli intanto per Dal Monego. Persa di Rotagliana, peccato, era
Cela anticipa in angolo il giocatore di Treviso, nella fattispecie Vigneri, parte dal lato con Rossetti, con Cappellato che la cede a Paccioselli, prova a attaccare Nuresi, va dentro, fallo di Nuresi, non trova il canestro, quindi ancora liberi per Treviso, risultato 7-5, 5-0-7 da giocare nel primo quarto. Morbido anche questo libero che viene accolto dalla retina, porta a 8 i punti di Treviso, 3 di vantaggio su Rotagliana. Mette anche il secondo, 2 su 2, 3 su 4 in totale. Intanto siamo già dall'altra parte, bella imboccata di Cela per Nuresi che di mezzo al vantaggio di Treviso. Intanto corre il campo, praterie libere per Rossetti, per Cappellato che riporta a più 4 Treviso. Intanto Dal Monego non riesce a girare il suo avversario e depositare il pallone nel canestro. Riparte Cappellato, la dà dentro, corto l'appoggio, tira giù il rimbalzo Torrisi, la cede a Nuresi, reimposta il gioco di Rotagliana. Mattiangelo Nuresi sfida in palleggio il suo avversario, si fa vedere Ziller che viene in centro da Torrisi che vorrebbe pensare al tiro, ma mentre ci pensa appoggia troppo velocemente il piede, generando la persa per infrazione di passi. Tanto cambi per Rotagliana, esce Cela, entra Carli. Si riparte dal lato con Rossetto. Cappellato pronto a prenderla, imposta lui, se la deve vedere con Carli. Cappellato gira alta Treviso, poi dentro, fuori, poi la penetrazione ben eseguita da Butera che trova 2 punti, porta 13 più 6 Nutribullet. Rotagliana intanto con Carli prende il centro, gliela toccano mentre tira, andrà in lunetta con 2 liberi. Toccato la mano durante l'azione di tiro, 3 falli a 2 per Nutribullet. Corto il primo per Carli. Vediamo se saprà realizzare il secondo libero. Sbaglia anche il secondo, 0 su 2. Non controlla il rimbalzo Rotagliana. Riparte Treviso. Bel taglio, poi la butta fuori, la fanno girare abbastanza bene in questa fase del gioco. Nutribullet fa un po' quello che vuole a rimbalzo. Costantini viene spinto da dietro dopo aver catturato il rimbalzo. Andrà in lunetta anche lui con 2 liberi, 13-7. Rischia di scappare via un po' il risultato in questo fase centrale del primo quarto. Sono aumentati un po' i colpi in difesa che hanno generato un po' di liberi. Treviso converte abbastanza bene i giri in lunetta, Rotagliana per ora 1 su 4. Realizza tutti e 2. Costantini, riparte Rotagliana, pressing alto di Treviso, si ferma Ziller, pericoloso prima di aver passato il centrocampo. Torrisi intanto, e Graziolo scusate, la passa, bella assist per Dal Monego che infila in velocità l'area di Treviso, deposita 2 punti e accorcia un po' le distanze per Rotagliana. Si era fatto
Intanto tocco di Dalmonego sulla testa di Paccioselli, la palla finisce fuori, rimessa rotagliana, entra Cela, fuori Stiller, rimessa rotagliana con Dalmonego dal fondo, pronto a riceverla Graziola, gliela toccano, ancora rimessa ora di Graziola, tanto cambi per coach Menegon, fa girare un po' i ragazzi per questi ultimi 3 minuti di rischio grandissimo di Rotagliana, anticipato Cela, si resta lì, adesso ci sarà un pressing perché sta finendo il tempo per passare la metà campo, deve buttarla su, bravo Cela che la dà a Carli per De Pretto, fuori per Dalmonego, non viene nessuno, palleggia Del Monego, la prende Cela, esce Carli, slitta, persa, siamo già dall'altra parte, fallo di Carli, andrà in lunetta, azione non fortunata di Carli, una persa e fallo in difesa e liberi per l'avversario, secondo fallo per lui, entra Nuresi, esce Graziola, dolorante Davide Graziola, speriamo niente di grave per lui, un po' sfortunati in questo inizio partita, subito 2 colpi, intanto sbaglia il libero, tira giù il rimbalzo Cela, imposta a lui, si gira, prende il centro, fa tutto da solo Andrea Cela, serve in Cela in formato prime per questa partita, ma questo primo quarto ci dà buone sensazioni sul capitano di Rotagliana. Tanto imbucata, ma De Pretto fa buona guardia, Cela dentro per Carli, gliela rubano, Cela ancora, è un po' ovunque in questa fase della partita, prova a correre il campo Carli, viene a prenderla Nuresi, ragionano un attimo, Dalton spara la tripla, non prende neanche il ferro, poi dall'altra parte fuori misura il passaggio, esce sul fondo, pronto Stiller, dentro Stiller, fuori Carli, (1:36 da giocare), cambi anche per coach Menegon, esce Cappellato, entra Paccioselli, Nuresi, Stiller, palleggia Stiller, poi trova Dalton che si muove bene, trova un buchetto chiuso, la fa girare Rotagliana, Cela vuole andare dentro, gliela toccano, poi la prende De Pretto, viene stoppato, un po' al limite la stoppata, ma efficace, cambia ancora, torna in campo Olearo, forse è il suo esordio nella partita, Cela prova a girarsi, buon canestro di Cela, in questo momento sta tenendo a galla l'attacco di Rotagliana che torna a -2, prova a contenere Stiller, tanto fa girare la palla De Pretto prova, gliela tocca Stiller, poi la ritrova, va dentro Butera, appoggia 2 bei punti, tanto si rischia Nuresi, intercettato da Paccioselli che fa un parzialino di 4-0, tanta fatica era stata fatta per ricucire, errori da non fare, intanto Stiller se la deve vedere, viene a prenderla Nuresi, mancano 27 secondi, 13 su quello dei 24, va dentro Nuresi,
Si fa perdonare Mattiangelo Nuresi. Dal Monego tenta la rapina, non riesce a controllare il pallone, fuori, rimessa Nutribull, 17,04 secondi sul cronometro, può andare fino in fondo Treviso, 19,15 più 4, buon primo quarto. Partita interessante quest'oggi. Dal Monego la rapina, praticamente restituiamo il parziale che ci avevano inflitto. 17,7 secondi da giocare, piede, la butta fuori, 6 secondi da giocare, è in bonus Rotagliana, non può. La controlla Cela, ci sono 5 secondi, Droid, la toccano, finisce il primo quarto, sotto di 2 Rotagliana. Bel primo quarto. (17-19). Errori un po' da una parte e dall'altra che hanno rimesso in equilibrio sostanziale la partita, sotto di 2 punti Rotagliana che avrà il possesso a inizio quarto, se non leggo male il tabellone. Bella palestra qua a Treviso dove si vede (47 secondi alla palla 2). Tutto pronto per un nuovo entusiasmante quarto qui a Treviso. Dal Monego, Cela, Nuresi, Stiller e De Pretto compongono il quintetto di Rotagliana, mentre Treviso entra con Pacioselli, Vinieri, Cecchetto, Olearo e bene, tiro di Nuresi controllato dalla difesa di Treviso che adesso in fase d'attacco prova a far girare la palla, passaggio non perfetto, esce dal campo, riparte Rotagliana. Dal Monego, Nuresi controlla in qualche maniera il passaggio di Dal Monego, prova ad andare dentro, fuori misura, l'appoggio al ferro, fallo di De Pretto nella lotta per rimbalzo, si lamenta un po' De Pretto del fischio, era probabilmente la spinta. Qualche difficoltà nella rimessa, pressa alta Rotagliana. Intanto Graziola sembra stia bene, può riprendere il gioco. È chiesto il suo intervento in questa fase. Qualche difficoltà in attacco per prova ad andare dentro. Subisce il fallo. Durante l'appoggio al vetro si mette le mani nei capelli Stiller. Tanto esce
Cela e Nuresi dentro Graziola e Carli. Tanto liberi per Treviso. In lunetta Cecchetto. Pelo lungo il primo. Sbaglia anche il secondo, tira giù il rimbalzo De Pretto, lo cede a Siller. Manovra Siller dal Monego, Carli, Ziller dalla media, la spara. Droid tira giù il rimbalzo, appoggia 2 punti e la pareggia lui così. Pressa alta Rotagliana. Non è partito il tempo. Non erano partiti 24. Tanto approfitta per fare dei cambi coach dentro per Rotagliana. Torrisi fuori Dalton. 19-19, 8-41. Fallo di Torrisi un po' involontario, credo. In realtà c'è stata è scivolato Paccioselli, c'era lì Torrisi. Fallo. Rimessa a Treviso, si riparte con 24 secondi sul cronometro. Bella imbeccata, stoppato da Siller. Poi Graziola la butta sui piedi cercando di buttarla fuori, ma in realtà la rimette in gioco per Treviso. Cerca l'imbucata, non trova il compagno, ne nasce una persa. Cecchetto aveva tagliato, gliel'ha data sulla corsa, purtroppo un pelo indietro. Graziola viene a prendere la palla, imposta lui, passa al metrocampo. Va dentro, c'è spazio, può andare fino in fondo. Non trova nessuno. Ziller. Gliela toccano, Graziola. Infrazione di passi, persa per Rotagliana. Un po' di difficoltà nel muovere l'attacco per Rotagliana. Ovviamente merito della difesa di Treviso che ingenuità ora si susseguono. Vinieri non si accorge che il compagno stava andando in profondità, gliela passa e praticamente la butta fuori. Riparte Rotagliana con Torrisi, imposta lui, Graziola prende il centro dell'area, prova ad andare dentro, gliela tocca. Viene fischiato il fallo, sì, del numero 5 Paccioselli. Andrà in lunetta con 2 liberi Davide Graziola. Intanto fuori Stiller, dentro Cela, sicuramente il più prolifico dei suoi. Intanto cambi anche in quel di Treviso, esce Olearo e Vinieri, dentro Cappelletto e Rizzato. Sicuramente aumenta il peso in attacco coach Menegon, sicuramente hanno molti punti nelle mani entrambi i ragazzi. Sbaglia il primo nel frattempo Graziola. Sempre mette il secondo, porta in vantaggio Rotagliana. Intanto imposta a Cappelletto da 3. De Pretto in collaborazione con Torrisi.
scellerato passaggio di Torrisi che di fatto la dà a Cappelletto. Parte Carli, si arresta, cerca Graziola, Torrisi va dentro, non trova il canestro, spinge De Pretto per la conquista della palla. Dall'altra parte trova la tripla Paccioselli, chiama il time out Magno Cavallo. Parziale dopo il vantaggio di Rotagliana sul 20-19, parziale 5 punti. Ottimo lavoro dei segnapunti. Primo time out della partita per Rotagliana. Intanto rientra in campo Treviso. Pronti anche i ragazzi di Davoglio e Magno Cavallo. Graziola, Carli, Torrisi, De Pretto e Cela. C'è da ricucire 4 punti. La partita è piacevole, l'importante è non perdere il contatto con l'avversario. Pressa alto Treviso. Carli riesce ad andare da Torrisi. Canestro e fallo per Leo Torrisi. Potenziale gioco da 3. Giocate che gasano i ragazzi. Può cucire gran parte del svantaggio in una sola azione. Intanto Magno Cavallo vuole anche Nuresi pronto sul cubo dei cambi. Chiude il gioco da 3, Leo Torrisi. Fuori Graziola, dentro Nuresi. Ancora qualche problemino per Davide Graziola, evidentemente. Intanto imposta Treviso. Fa tutto lui ma non entra. Intanto Carli la ruba. Viene colpito ai piedi Carli e viene dato fallo laterale. Era evidentemente fallo del numero 3, gli è cascato addosso, non ravvisato dall'arbitro. Si lamenta infatti Carli. Imposta Treviso, rischia il passaggio ma viene controllato. Poi prova il tiro, lo controlla Nuresi. De Pretto la regala a Cappellato. Fallo di Torrisi. Ingenuità qua su costano care in queste partite. Terzo fallo intanto di Torrisi. Abbiamo già regalato 4-5 punti. Cappelletto può concludere il gioco da 3. Così è. Nuresi viene a prenderla, Cela si arresta, se la sente, cortissima, esce. Bisogna giocarla un po' di più, non bisogna farsi prendere dalla foga
sono 4 punti, basta 2 possessini e si ricuce lo svantaggio tranquillamente. Prova ad andare a prendere il centro, tira giù il rimbalzo Droid, deve cercare Nuresi, lo trova, riparte Nuresi. Fa azione prolungata di Nuresi, poi viene a prendere la Stiller che si arresta, tira, dice di no, ma c'è De Pretto che la mette per terra, a momenti gliela rubano, poi inizia a palleggiare, la fa girare Stiller, la spara Nuresi, non entra, Stiller prova a tenerla in campo, la palla esce, è pronto Dal Monego per Carli. 27-23, intanto time out Varese, sì Varese Treviso. Cinque minuti e 11 da giocare in questo secondo quarto, prima dell'intervallo lungo. Intanto Dal Monego studia la nuova applicazione del punteggio. Non comanda ancora il tempo, ma vediamo se nel secondo tempo ci darà anche il cronometro in video. Step by step. 27-23 intanto, 5 minuti e 11 da giocare in questo primo tempo. Riparte dal fondo dopo che la palla è uscita in seguito alla contesa. La tocca a Nuresi. Dal Monego gliela ruba. Ne mette 2, vuole anche il fallo. Magnocavallo non gli dice che non c'è nessun fallo. Siamo già dall'altra parte. Prova da 3, un filo corta. Stiller la tocca, ma va dentro. Prende un altro rimbalzo. Si arresta, cortissima, De Pretto non riesce a controllarla. Alla fine, dopo 3-4 extra possessi, Paccioselli la contenta tutti, o quantomeno contenta Treviso. Nuresi da 3, lunga, riparte Cappelletto. Mette un piede fuori, mette un piede sulla linea, persa per Treviso, riparte Rotagliana, pronto alla rimessa Nuresi. Intanto si prepara sul cubo dei campi Frenez, lascia il posto in campo Nuresi, entra Valerio Frenez, imbucata di Stiller, De Pretto. Cela, Stiller, niente, non entra, tira giù il rimbalzo Treviso, riparte Cappelletto, dentro per Rizzato. Un'altra persa per Treviso, ne sta collezionando un bel numero per fortuna di Rotagliana. Intanto esce Pezzini, entra Cecchetto, Cela, subisce fallo Frenez nel tentativo di anticipo di Cappelletto, per fortuna oseremo dire. Stiller la riceve lui, la dà Dal Monego, va dentro e la tocca col piede Rossetto, rimessa dal fondo per Rotagliana. Tipico urlo del bufalo per tirare, poi Stiller la butta da qualche parte, arriva per fortuna Frenez a renderla ancora viva. Cela
si mette i piedi a posto, spara da 3, un filo lunga, riparte Treviso, ragiona, poi Frenez la cede a Dalmonego che ne appoggia 2, bella giocata dei due folletti di Rotagliana che hanno confezionato un bel canestro. Intanto Cappelletto la fa girare, Treviso cerca lo spiraglio, Ziller, un po' di sportellate per prendere il buona difesa di Rotagliana, la spara Cappelletto, un pelo lunga, la tengono viva, la butta fuori, riparte con 14, in qualche maniera provano a fermarlo, gli mettono le mani sulle braccia. Cappelletto l'aveva messa in questa giocata, per fortuna il gioco era fermo, quantomeno per Rotagliana, non per lui. Si riparte dal lato con 14 sul cronometro, no 24 dovrebbero essere, per fallo. Ah no, scusate, Rotagliana era in bonus, quindi si tirano liberi. Morrison sbaglia il primo, un filo corto, uno che si gioca. Morrison, l'altro lo tira un filo lungo, controlla Ziller, prova a buttarla sui piedi, che è sempre una pessima idea. Intanto Cappelletto va dentro, magata di Cappelletto, gran giocata. 2 punti e tiro libero aggiuntivo. Potenziale gioco da 3 per Cappelletto, sicuramente uno dei più pericolosi dei suoi. Fuori De Pretto, dentro Carli, 2 minuti e 33. Pronto Cappelletto in lunetta. Sbaglia l'aggiuntivo, ma fallo di Ziller, il secondo, va in lunetta Costantini. Costa caro la lotta a rimbalzo a Ziller. Mette il primo. Vediamo se sbaglia il secondo, Carli la tocca, Ziller la controlla, palleggia lui. Passa alla metà campo. Carli prova ad andare dentro. Magnocavallo si lamenta, vorrebbe 2 liberi. Non è così, dice che è stato fatto sul palleggio, ma Carli aveva già raccolto, aveva la palla a mo' di rugby per andare dentro a canestro. Sì, fatto sta che si riparte dal fondo. Dalmonego, Carli prova di nuovo, viene stoppato, una manata in faccia anche. Sicuramente il cilindro non è stato rispettato, poi riparte Rotagliana, siamo già l'azione dopo, c'è la Lavira, cerca lo scarico, Frenez da 3, un filo lungo ma non a sufficienza per fare tabella e giù. Intanto passa 1,34. Cappelletto la controlla, però cade abbastanza rovinosamente, speriamo nulla di grave, si alza dolorante, tanto i suoi compagni continuano a cercare la via del canestro, eccolo che la riceve di nuovo. Viene smanato via Frenez, l'arbitro non dice niente, ci costa 3 punti. Un po' di più di attenzione su queste azioni. Intanto Dalmonego
dice non ci sto e la spara da 3, prendendo pan per focaccia. Dentro per Cappelletto, lo butta per terra un'altra volta Frenes. Non so se sia tutto regolare il gioco. Chiede di non protestare l'arbitro, però 2 giocate basta che fischiano i falli e nessuno protesta più. Non riesce il gioco di 3 a Carli. Bella giocata intanto, Frenes, c'è la Carli, va dentro. Si presenta di nuovo in lunetta. 2 liberi per lui. Lungo anche questo, 0 su 3 finora per Carli. Vediamo se... Niente, 0 su 4 per Carli. E palla a Treviso. Non una gran giornata di Carli quest'oggi finora, ancora a secco. 30-35, 40 secondi da giocare. Entrambi le formazioni sono in bonus, sicuramente ha convertito sicuramente Treviso è più efficace ai liberi, ne ha lasciati per strada solo un paio, mentre Rotagliana su 6 ne ha convertito 1. Sicuramente non giova il 0 su 4 di Carli in questa statistica. Tutto pronto per gli ultimi 40 secondi di questo secondo quarto. Presa alto, Rotagliana non riesce, la rapina da parte di Frenes. Siamo già dall'altra parte, riesce a rientrare la formazione di Magnocavallo. Gira la palla, va dentro, trova un bel canestro Morrison, riparte Carli, 20 secondi da giocare, si può andare fino in fondo. Torrisi viene a prendere la Frenes. Carli, Cela, Torrisi, Cela, trova un buon tiro su Frenes che non entra, peccato. Finisce 30-37 il primo tempo. Vi lasciamo con i nostri sponsor e ci rivediamo per un entusiasmante secondo tempo. Yo, 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 40k ogni giorno frate, zaino in spalla, scarpe al nodo, Rotagliana, scritto in testa, sto sognando a palle in moto. 14 anni, zero scuse,
bus delle 7, mani chiuse, quarto playmaker, apro le chiuse, vedo corridoi dove gli altri vedo mura diffuse. Campo freddo, palleggio sul gelo, linee sul parquet, tipo mappa del cielo. Coach che urla, usa il cervello, io rispondo con un pass, tutto il palazzetto in duello. Maglia larga, cuore stretto, tabellone rotto ma mira perfetta. Compagni che corrono di fretta, io rallento il tempo, tripla in testa. Playmaker in rotaliana, ogni azione sembra un film, una trama. 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in rotaliana, se cade la mano rialzo l'anima. Elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma. Quest'anno elite, altro ritmo, corpi più grossi, fischio più fitto. Mani in faccia, contatto stretto, mi mandano a terra, mi rialzo zitto. Tabellone dice troppi errori, io ci leggo nuovi colori. Sanguino ginocchia, bruciano i polmoni, ma sento crescere muscoli e decisioni. Ultimi due, siamo sotto di 3, tutti han paura, la palla è da me. Finta di penetrazione, li porto giù nel grafico. Scarico nell'angolo, swish, boato magico. Magari non segno io, ma creo il varco. Vedo linee invisibili, è come un parco dove il sogno corre forte, oltre il voto in pagella. Ogni giocata è promessa, tenuta una stella. Playmaker in rotaliana, ogni azione sembra un film, una trama. 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in rotaliana, se cade la mano rialzo l'anima. Elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma. Mamma dice torna presto, io rispondo ancora un gesto. Un assist, un taglio, un arresto. Qui capisco chi sono davvero, non per scherzo. Quando il pullman corre al buio guardo fuori, i fari fan canestro sui rumori. Penso alle partite più dure, ai dolori, e sorrido perché so che sono miei quei sudori. Playmaker in rotaliana, ogni azione sembra un film, una trama. 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in rotaliana, se cade la mano rialzo l'anima. Elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma.
Tutto pronto per il secondo tempo di questa avvincente sfida fra NutriBullet Treviso e Rotagliana Basket. Magnocavallo e Davoglio ci hanno parlato su nello spogliatoio. Mettono in campo Carli, Cela, Dalmonego, Nuresi e De Pretto. Manovra Treviso, la prende Nuresi però, passaggio la cede a Cela. Dentro Droid, chiede il fallo, sbaglia Droid, l'appoggio. Dall'altra parte si iniziano a scaldare gli animi, meglio che tengano gli animi calmi le due arbitri. Cela, fischia un fallo a Vinieri su Cela, lo spinge. 39-30. Carli, Nuresi lo spara da 3, dice di no al ferro, non entra, sfortunato Nuresi, poi controlla il rimbalzo. Cappelletto contro Carli, si lamenta Carli che lo spinge molto Cappelletto, non viene mai sanzionato. Si lamenta Nuresi della chiamata. Non dobbiamo farci prendere dal lamentarci con gli arbitri per le scelte. Se vogliamo questa partita la dobbiamo portare a casa noi, al di là del fischio arbitrale. Prende la mira, spara da 3. Cela, tira giù. Fallo di Rizzato. Riparte Nuresi che la cede a Carli, sfida Rizzato, la perde. Non trova il canestro, ma lo trova il suo compagno Morrison. Porta a 11 i punti di vantaggio, si lamenta anche Dalmonego. Cela. Si scaldano gli animi qui a Treviso. Posta in palio, è una bella vittoria in eccellenza. Nuresi tira giù il rimbalzo. Buca l'anticipo, va dentro e schiaccia Rizzato. Chiama time out Magnocavallo. Cela non è soddisfatto dell'avvio. Intanto si lamenta Davoglio dell'uso delle braccia durante il palleggio. Intanto Magnocavallo prova a rimettere il timone nella giusta direzione. Momento decisivo della partita. Se Treviso riesce a mettere un parziale che è già abbastanza importante, di 13 punti, allargarlo ulteriormente, potrà indirizzare in maniera concreta questa sfida, mentre Rotagliana deve ricucire a tutti i costi per non perdere il contatto con la squadra veneta. Si riparte dopo il time out. Nuresi, Cela,
Gli viene appoggiato un gomito sulla schiena, ovviamente non è nel metro arbitrale questo fischio. Dal Monego la salva in qualche maniera, Carli la fa girare su Cela, dentro per De Pretto, prende una manata sul pallone e viene buttata fuori dal ragazzo di Treviso. 6 secondi sul cronometro, viene Nuresi a prenderla, la spara Dal Monego, non tocca il ferro, finiscono ai 24. Non è soddisfatto Magnocavallo di come Dal Monego tenta l'anticipo. Fuori misura il passaggio di Vinieri che genera la persa per Treviso, boccata d'aria per Rotagliana. Adesso bisogna giocarsela bene questa. Carli viene a prenderla a centrocampo. Prova ad andare dentro lui. Porta a casa il fallo. Erano in 3 a contenere Carli nella sua ascesa a canestro. Non sappiamo a chi è stato comminato il fallo. Intanto esce Nuresi, entra Torrisi. In lunetta ancora Jacopo Carli. Sbaglia il primo. No, mette il primo, scusate, ero girato a aggiornare la grafica. Sbaglia il secondo. Siamo già dall'altra parte, manovra Rizzato che la cede al Cappelletto. Bella giocata, Rizzato non riesce a convertire il rimbalzo in punti. Dal Monego Cela va dentro, morbido l'appoggio di Andrea Cela che muove ancora il tabellino di Rotagliana, meno 10. Bello atteggiamento, viene fischiato il fallo a Cela. Tentava la rapina a centrocampo. Primo fallo di Rotagliana in questo quarto. Rizzato, Cappelletto. La fanno girare, ancora Rizzato. La prova lui da 3. Tira giù il rimbalzo Carli. Rischia Rizzato il fallo. Inutile sarebbe stato. Cela dal Monego da 3. Se la sente. Pelo lunga. Rimbalzo lungo controllato ancora da Rizzato. Che poi... Siamo già dall'altra parte con Cappelletto che prova lui. Niente, non entra, gli torna in mano. Fortunoso. Sbaglia anche questo. Subisce fallo. Fallo di Dal Monego. Chiede Lumi Magnocavallo. Dice dall'altra parte è così, da questa parte è cosà. Fischiamo almeno uguale. Poteva starci il fallo perché il gesto era a mannaia. No. Mette il primo. Carli si salva Rotagliana miracolosamente. Fallo di Rizzato interessante a questo punto perché è il quarto. E manca ancora una vita da giocare.
Si riparte dal fondo con Cela. La viene a prendere dal Monego, va dentro, l'appoggia morbida, si passa la palla dal destro al sinistro e accorcia le distanze. Intanto Treviso prende il centro, poi bella giocata, fallo di Cela che spinge un po' da dietro, manda in lunetta con 2 liberi Rossetto. Intanto fuori Carli e Dal Monego, dentro Ziller e Graziola. Nutribullet in bonus, bisognerà sfruttarlo in qualche maniera, anche se le percentuali finora sono abbastanza deficitarie. Rossetto sbaglia il primo. Ancora un libero per lui. Mette al segno Graziola. Ziller. Torrisi pensa al tiro, poi Cela. Ziller fa il giro all'area, viene fermato, la dà fuori a Graziola che prova a farsi largo. Droid la spara ormai a tempo scaduto Torrisi. Ottima difesa di Treviso che non ha permesso il tiro a Rotagliana, l'ha portata fino in fondo ai 24 e riparte. Viene il solito Cappelletto a prenderla. Cela anticipa abbastanza nettamente, poi fa correre Graziola che la ridà fuori a Cela, che fa saltare l'avversario, si prende spazio, non entra, tocca il tabellone ed esce il pallone. Cela riesce a rubare la palla e appoggia 2 punti nel canestro, ormai libero da avversari. Intanto dall'altra parte Costantini viene trovato solo soletto sotto canestro. Graziola si fa largo, poi trova la corrente Torrisi. Cela da 3, non entra, non tocca neanche il ferro, poi Ziller fa fasi un po' confuse della partita. Torrisi cerca qualcuno, trova Droid, la ridà fuori a Torrisi che mette i piedi a posto, spara da 3, Ferro gli dice di no. Sandwich su Olearo che viene travolto da Torrisi e De Pretto. Vediamo chi verrà assegnato il fallo. È il terzo, vediamo, di De Pretto. Esce, lascia il posto a Carli. Esce anche, ritorna la coppia Dal Monego Carli, esce anche Cela. Alla fine fischia un fallo non sapendo cosa fare. Fallo non c'era, a mio modo di interpretare il basket. Manda in... il fallo è attribuito a... è il quarto di Dal Monego. Tanto... no, è il quarto di Torrisi, crediamo. Intanto segna il libero. Porta a più 12 Treviso. Costantini porta sul più 13 Treviso. Esce Leo Torrisi gravato di 4 falli. Entra Luca Pilati al suo esordio in questa partita. Carli
Ziller. Carli sportella, poi la cede di nuovo fuori a Graziola, che prova a farsi largo. In qualche maniera Graziola. Poi vengono fischiati i falli a Carli. Riparte Treviso dal lato dopo la persa di Rotagliana. Stiller. Fondamentalmente in attacco si può fare quello che si vuole, basta spingere come dei mus. Riparte Davide Graziola. Stoppato in maniera fallosa. Si lamenta il pubblico. Bella giocata sicuramente del numero 13 Costantini. Bel gesto atletico. Stoppata al tabellone, non se ne vedono spesso in questa categoria, tant'è che va in lunetta Davide. Prende il ferro. Mette il secondo Graziola. Ziller tira giù il rimbalzo dopo un po' di sportellate in mezzo all'area. In questo momento si può fare un po' di tutto. Gli fischiano fallo a Olearo. Andrà in lunetta di nuovo Graziola. Mette il primo. Punticino alla volta, bisogna rosicchiarli. Sbagliato il secondo, ma c'è ancora vita. Carli dal Monego da 3. Boom! Dalton dal Monego, la spara da 3. Tanto dall'altra parte si trova l'aria libera, incredibilmente. Subisce fallo. Fischiato dall'arbitro lontano, Carli incredulo, Stiller anche. Va a fare gli occhi dolci all'arbitro dicendo: ma come, che fallo hai fischiato? Chiedono spiegazioni, rimane anche un po'. Ha fischiato l'arbitro lontano e non quello vicino, e questo genera sempre un po' di dubbi. 53-42, 1:49 da giocare. Si è allargato il divario fra le due squadre. Entra il libero, aiutato. Si attacca al braccio Olearo, 2 liberi Rotagliana. Adesso partita molto spezzettata dai falli e dai liberi. Praticamente si gioca poco. Sbaglia il primo Graziola. Mette il secondo. Da 3. Scheggia forse il ferro Rossetto, finisce sul fondo. Può ripartire Rotagliana sul meno 11. È di nuovo il momento di Capitancela e di
e di Alessandro De Pretto. Escono Pilati e Dal Monego. Graziola fino in fondo, Flotterino non va, prova a tenere il rimbalzo De Pretto, si lamenta, mi hanno dato un colpo sulla testa, mima il gesto. Parla con l'arbitro, che restano comunque disponibili a parlare. Bella imbucata per Cela, dentro per Carli, chiuso bene. Niente, non entra. Giornata no di Carli al tiro oggi, ancora a secco. Riesce a girarla in equilibrio precario, poi viene lasciato solo, spara la bomba, prende la mira. Stiller per Graziola che va dentro, anticipato De Pretto sullo scarico, si riparte dal fondo, 36 secondi sul cronometro, 57-43. Provano a farsi vedere, la prende Carli, slitta, la cede fuori a Graziola. Cela prende il centro, va dentro, la butta per aria cercando un fallo, non viene fischiato nulla. Dall'altra parte esce, ma si fa male De Pretto. Speriamo nulla di grave, si rialza. Mancano 14 secondi. Sembra farcela De Pretto. Rimette in moto i piedi. Sembra correre senza problemi. Cela. Carli. La perde. Finisce così un terzo quarto non entusiasmante per Rotagliana. Più 14. Dice il tabellone. C'è tutto il tempo per rientrare in questa partita.
Finito 20-13 il terzo quarto, come era finito 18-13 il secondo e 19-17 il primo. In doppia cifra Cela con 11 punti e Dal Monego con 16. Tanto fa il suo ingresso in campo anche Luca Perenthaler. Persa. Carli trova Dal Monego che però non riesce a appoggiare i 2 punti. Siamo già dall'altra parte. Stiller a difendere il canestro. Da 2. Smuove il tabellino. Subito Treviso. Perenthaler prova a trovare un varco. Cerca un varco, viene chiuso. Poi un'altra persa. Si lamenta anche Perenthaler. Bisogna macinare in difesa e trovare qualche punticini in attacco per chiudere questo svantaggio. Vengono fischiati i falli e passi, scusate. De Preto si salva questa volta. Esce Dal Monego, entra Anfora. Carli. Viene fischiato fallo al numero 7. Butera. Stiller viene a eseguire la rimessa. Anfora. Stiller. Stiller va da Carli. Viene palesemente spinto ma non viene ravvisato il fallo. Anfora. Non trova il compagno, persa per Rotagliana. Poi Stiller di nuovo. Alla fine è Treviso che in questo ping pong ha la meglio. Carli va da Perenthaler, la fa girare su Anfora. Provano a prendere, rapinare Anfora. Va dentro Stiller, resta lì la palla, la prende De Preto, la butta fuori per Carli, ma gliela butta nei piedi. Va dentro Carli e finalmente riusciamo a trovare 2 punti. Intanto Butera imposta, viene spinto, prende il centro, poi si gira bene, non riesce a trovare il canestro, prende il rimbalzo ancora Treviso, la fa girare Butera dall'altra parte, scivola, viene fischiato il fallo a Stiller, crediamo, è il terzo. Esce Stiller, entra Torrisi con 4 falli. Intanto un po' di risultati delle giovanili di Rotagliana. Con mestiere Droid da una spintarella accompagnandolo fuori dal terreno di gioco. Poi bella giocata di Butera che riprende ancora il rimbalzo, la cede, gli fischiano il fallo, forse quello meno evidente dopo che ne aveva fatti qualcuno nelle precedenti azioni. In unità ci va Cecchetto con 2 liberi sul 61-45. Con qualche piccolo aiuto trova un punticino Cecchetto. Con la stessa modalità mette anche il secondo. A questo punto non è più fortuna, è tecnica. Tanto Perenthaler in qualche maniera viene un po' maltrattato.
Intanto Carli manovra, prova ad andare dentro a cercare spazio, trova De Pretto, bella giocata di Rotagliana, penetrazione, scarico di Carli, De Pretto pronto a appoggiare i 2 punti al tabellone. Meno 13, tanto il tempo inizia a essere un po' tiranno. Canestro e fallo. Butera penetra, fallo di Carli, crediamo era lui vicino. Si lamenta De Pretto. Quarto fallo. Chiede Lumi, Carli, gli rispondono che ha toccato il braccio e quindi è da sanzionare per gioco non corretto. Si lamenta anche o chiede informazioni coach Mengonmarco, gesta mima il gesto della spinta. Insomma, si lamentano tutti. Alla fine sarà contento chi vince. Casca dentro il libero di Butera. Deve tornare in campo Cela e anche Dal Monego. Esce Anfora e Ferenthaler. Cela. Carli. Dal Monego. Stoppato Dal Monego. Vuole la rimessa, viene data a Treviso. Direi che è giusta l'interpretazione arbitrale, almeno da quello che possiamo vedere noi. Sicuramente l'arbitro ha visto molto meglio, essendo molto più vicina. Riparte Treviso con Cappelletto. La da dentro, prova l'anticipo Torrisi, invece viene un 1-2 molto ben giocato da Treviso che porta il punteggio a 68-50. Carli contro Cecchetto. Dal Monego, gioca veloce Rotagliana. De Pretto fa girare bene. La spara Torrisi. 53-68. Bella giocata di Cappelletto che brucia sul primo passo Carli e deposita 2 punti. Dal Monego, persa. Chiede il tocco. In realtà l'ha toccata lui. (70-53). Sicuramente il problema è realizzativo, non sono troppo pochi 53 punti a questo punto della partita. Per poter pensare di concluderla con una vittoria. 4 minuti e 55 da giocare. Dal Monego ci crede ancora, Dal Monego senior, oggi privo della sua diligenza lasciata in quel di Mezzolombardo. Intanto magari ricapitoliamo un po' di risultati di ieri delle giovanili di Rotagliana. La squadra Aquilotti continua la sua cavalcata in cima alla classifica con un'altra vittoria, la 9ª consecutiva, mentre ottima vittoria dell'Under 17 contro Maia Merano che ipoteca un posto nella fase successiva nei quarti di finale che sarà presumibilmente contro Villazzano. Sconfitte invece per esordienti e Under 14 nei rispettivi campionati. Riparte il gioco. Cappelletto ancora contro Carli, lo sfida al tiro, la butta da 3,
struttura fuori. Pronto Nuresi. Esce De Pretto. Va a prendere la Nuresi. Marcato stretto. Poi la scarica su Torrisi. Carli contro Cappelletto. Cela. Non riesce a tirare giù il rimbalzo dal Monaco. Siamo già dall'altra parte. Va dentro. Un po' fortunato. Saltella un po' sul ferro. Poi entra a 72-53. Nuresi. Cela. Nuresi. La spara lui. Niente, non entra. Parte Treviso con Cappelletto, va dentro, finta, la butta fuori da 3, fuori misura, ma trova il compagno. Sta diventando un po' tutto facile per Treviso in questa fase. Cecchetto la butta su Nuresi per Torrisi, mette i piedi a posto da 3. Trova il fondo della retina, bel tiro di Torrisi, terza tripla per lui in questo match. Cecchetto si lamenta Cela, è incontenibile, ormai va dentro, fa un po' quel che vuole, subisce fallo dal numero 28 Andrea Cela, 2 liberi per Cecchetto. Terzo fallo di Cela. Pronto per il libero di Cecchetto, non sbaglia. E Cappelletto, scusate, Cappelletto Mario. Assegno anche il secondo. Torna in campo De Pretto, esce Carli. Dal Monego si infila fra due avversari, corre il campo, la scarica per Torrisi, ancora lui, alla mano calda, Leo Torrisi, ancora una tripla. Provano a rispondere Treviso, la smanaccia Nuresi, Cela, prova a correre il campo. Nuresi riceve un missile da Cela, lo controlla, prova a sparare, non entra. De Pretto subisce il fallo a rimbalzo. Chiama time out coach Menegon.
Intanto ricominciata la partita. In lunetta Cela. Mette segno il primo. Andrea Cela, vediamo 2 su 2 a questo giro in lunetta per Andrea Cela. Dalton ruba palla, non riesce a trovare i 2 punti però, ma Torrisi quasi un po'. 8 secondi nonostante tutto. Arriva la persa di Treviso, quasi un po' confuse, qualche recupero, qualche tocco, qualche sporcata. Dal Monego la prende Cela, si gira bene, va dentro, finta. De Preto non riesce a concretizzare, la tocca a Torrisi. Cela per De Preto, la butta fuori ad Dalton, spara da 3, non entra. Ma Cela è lì pronto a mettere 2 punticini. Ci crede Magnocavallo, vuole un pressing a tutto campo. Colpo di pallavolo di Andrea Cela. De Preto non arriva primo sul pallone, può reimpostare Treviso. Tiro da 3. Tira giù De Preto, la dà a Dal Monego che trova Torrisi sulla corsa. Nuresi. Torrisi. Nuresi prova lui. Va dentro. Si spazia. Non riesce a trovare il fondo della retina Mattiangelo Nuresi. Buona la sua azione. Intanto dall'altra parte con facilità in contropiede trovano 2 punti. Dal Monego. Cela. Fallo del numero 12, dice l'arbitro, che è Cecchetto. Andrà in lunetta Andrea Cela. Scusate, non è Cela in lunetta, ma è De Preto. Mette il primo alle De Preto. Non entra il secondo. Tanto Cappelletto la gira da quest'altra parte. Passi, persa per Treviso. Si lamenta Cappelletto, gli dice calma. 34 secondi sul cronometro. 34,9 per la precisione. 78-64. Nuresi per Cela, bella giocata, non riesce a trovare il canestro Cela in mezzo al traffico, poi commette fallo sulla ripartenza. Due liberi. Lo appoggia ancora al ferro ed entra.
Dal Monego, Nuresi, un po' di scaramucce su questo finale. Nuresi esce bene dal traffico, Dal Monego da 3, non entra neanche questa, tira giù il De Pretto, la butta fuori per Dal Monego, si riprova, non entra neanche questa. Brutto gesto di Nuresi che colpisce il giocatore di Treviso mentre stava tirando. Adesso credo che ci saranno 2 liberi più uno per fallo tecnico, credo. Se ho interpretato bene la... Tanto Magnocavallo toglie Nuresi e mette Carli, credo. Anche se la partita è finita. Vediamo cosa sta succedendo. Finale thrilling, non ce n'era bisogno ovviamente sul 79-64. La partita ormai era finita, non c'era più niente da fare. Se c'era qualcosa da fare bisognava farlo prima. Esce Cilla Entre Carli al minuto 00, credo sia un record per Carli questo ingresso. Gli costerà qualche punto di plus minus in statistica. Ovviamente si scherza perché non è che cambi qualcosa. Vediamo cos'è la decisione delle 2 arbitre. Andrà in lunetta il numero 11 Pezzini Thomas, che stava cercando un tiro allo scadere del tempo. Fallo senza senso di Nuresi. Credo che questo sarà il tecnico. Questo deve essere il fallo tecnico. Lo realizza. Ed ora ci sono i 2 liberi per il fallo. Con la difesa a 3, sono stati messi 3 decimi sul cronometro. Sbaglia il primo, ormai è per la soddisfazione personale del ragazzo. Vediamo se il secondo andrà a segno. Sbaglia anche il secondo. Sono 3 ovviamente perché il tiro era da 3. Sì, perché cioè, era su azione di tiro il fallo ovviamente. Tanto pronti ad andare al rimbalzo. Realizza il terzo, prova il tiro Nuresi, colpisce il controsoffitto. Finisce qua con un po' di pathos nel finale. 82-64. Vince Treviso. Rotagliana torna a casa con le pive nel sacco da questa trasferta che nel primo tempo sembrava potesse dire qualcosa di più di un meno 18 al termine della partita. Va bene così. Si aspetta l'ultima trasferta settimana prossima a Trento contro Aquila Basket e poi l'ultima partita in casa contro Virtus Padova per finire questa avventura. Intanto il saluto delle squadre. Bella partita da parte di entrambe le formazioni.
Da Treviso è tutto. Ci vediamo la prossima settimana in quel di Trento. Ricordo il risultato finale: 82 Nutribullet Treviso, 64 Rotagliana Basket.